Alla festa dell'amicizia della democrazia cristiana, la politica ritrova il suo volto più autentico, quello dell'ascolto, del dialogo e della partecipazione. Un incontro tra idee, persone e valori, per riportare al centro l'umanità nella politica. Il presidente Cuffaro dice sempre di voler portare un po' di umanità nella politica. Penso che noi della democrazia cristiana ci stiamo sforzando. Questa festa deve servire anche questo, a umanizzare la politica, stare assieme alle persone, condividere progetti, condividere anche le delusioni e soprattutto sapere ascoltare. Pochi partiti ormai ascoltano, la maggior parte ci lanciano sempre messaggi da Twitter a Facebook o a TikTok. Noi siamo invece il partito dell'ascolto, con le segreterie aperte. In ogni comune c'è un direttivo, un segretario di partito democraticamente eletto. Vogliamo essere migliori? No, vogliamo essere soltanto quel tassello nella politica siciliana e italiana che vuole contribuire a migliorare la qualità della vita dei siciliani e degli italiani.